Lucia Palermo, capogruppo del PDR Sicilia, Futura, un forte comunicato stampa dove annuncia un'opposizione frammentata e silenziosa che rinforza tutto questo, l'apparato, il lavoro dell'amministrazione comunale. Ecco, cosa sta succedendo? Un bilancio di questi 2 anni, siamo più una critica rivolta all'opposizione che a chi comanda. Ma sa, una critica rivolta ad entrambi, con una differenza, che l'opposizione si sta, come dire, facendo fautrice di un grave torto alla città. In che senso? L'opposizione ha un ruolo importante che è quello di sprono, di controllo dell'amministrazione, e quando l'opposizione si concentra a fare la lotta ad alcuni elementi all'interno, non soltanto alla sottoscritta, anche a qualche altro poco insomma, preso in considerazione, a volte attaccato durante le fasi del Consiglio, vuol dire che non ha capito qual è il suo ruolo, perché è importante riuscire a bacchettare l'amministrazione. Se invece fa un'azione autolesionista e di deframmentazione, evidentemente stiamo facendo un gioco a chi come dire, perde di vista prima l'obiettivo finale, che è quello di produrre per la città. L'amministrazione ai 2 anni sicuramente non si può vantare di avere dei risultati positivi. Noi in questi lunghi 2 anni, un consigliere donna, un consigliere irrequieto, che nell'ultimo mese ha cercato un attimino di rallentare la corsa, non per menefreghismo, ma semplicemente per dare la possibilità al resto dell'opposizione di ingranare la marcia. Perché evidentemente entrare in competizione all'interno non produce fattori positivi. Ora l'invito è quello diretto non soltanto all'amministrazione di incominciare a lavorare bene per la città, cosa che finora non c'è, basta guardare le nostre strade. Parliamo di una disinfestazione inesistente, ma parliamo ancora di più di una scerbatura non fatta, quindi cosa andiamo a disinfestare se non togliamo i nidi? Ora, il discorso è uno, l'opposizione si svegli, l'opposizione non faccia la lotta intestina all'interno della stessa, ma incominci a lavorare per la città. E l'invito è alla città, venite in consiglio, perché avete bisogno di tirare le orecchie a chi non ha capito nulla del proprio ruolo.